E finalmente il diavolo mi ha fatto una proposta che non posso rifiutare, di vendere l'anima al mondo, perché il mondo ha fame. Lui dice che l'anima sfama anche l'ultimo dei comunisti, anche l'ultimo dei surrealisti. E forse il diavolo ha ragione, perché sa quanto male ci vuole per fare un solo bene. A parte il diavolo, non ho conosciuto uomo in grado di impugnare la contraddizione, nemmeno la poesia, questa infallibile realtà. A me sembra un disperato che ha capito i sogni e ogni volta torna a letto, perché mai abbastanza stanco. E invece stanco sono io di scrivere lettere al mondo. Ma qualcuno, forse Dio, ci ha messo questa protesi al cuore, perché si continua a dargli fiato alle lettere smarrite dalla vita alla morte. Oggi il diavolo mi ha fatto una buona proposta di vendere l'anima al mondo, perché solo così cadrò in amore come il peggiore degli scherzi. Ma il gioco è una cosa seria, solo il bambino lo sa, che il gioco è una cosa seria e sacra. E infine, tornando a casa, il diavolo mi ha promesso che troverò tutto come prima, l'acqua nei laghi, lago che punge, tutto come prima, l'acqua nei laghi, lago che punge, tutto come prima, l'acqua nei laghi, lago che punge, tutto come prima, l'acqua nei laghi, lago che punge. Tutto come prima, l'uomo alla donna, la donna alla